Ben ritrovati dalla redazione. Sono stati ritrovati i corpi di 2 dei 3 ragazzi scomparsi nelle acque del fiume Natisone dopo che la piena, poco dopo le 13:30 di venerdì, li aveva travolti e trascinati via sotto il ponte romano a Orsaria di Premariacco. I corpi senza vita recuperati sono quelli delle 2 ragazze, Bianca e Patrizia. Il rinvenimento è avvenuto nella mattinata di ieri nel corso delle ricerche che erano riprese le prime luci del giorno. Un corpo è stato già recuperato. È presumibile, come sostengono anche alcuni esperti, che la morte delle 2 ragazze sia sopravvenuta pochi istanti dopo il loro passaggio sotto il ponte, quando di fatto sono scomparse alla vista. Un uomo di 40 anni è caduto sulle scale in un bar di Monfalcone, poi è stato trasportato in ospedale d'urgenza, come riporta una nota della centrale Sores. È accaduto alla Taverna Caffè in via Trieste. La dinamica non è chiara, ma come si evince dal report, l'ambulanza del 118 avrebbe portato l'uomo all'ospedale di Monfalcone in codice rosso. Nel pomeriggio di ieri è sfilato in città a Trieste il corteo per la Palestina, il cui intento è estendere la mobilitazione di solidarietà nei confronti del popolo palestinese. Il corteo è partito dalla sede dell'Università di Trieste in piazzale Europa e nel corso del transito sono stati accesi vari fumogeni di colore verde mentre sventolavano tante bandiere palestinesi. Critiche sono state mosse allo Stato italiano per la posizione politica nei confronti del conflitto in corso in Medio Oriente e condanna è stata espressa per i massacri che l'entità sionista sta compiendo a Rafah. Entità che continua impunita, si legge, con il proprio operato genocida criminale, violando qualsiasi diritto internazionale ed umano nella striscia di Gaza e nei territori occupati dalla Palestina, incluse le imposizioni della Corte internazionale di giustizia, come riportato in un comunicato dagli studenti. La Alder di Trieste, che produce derivati aldeidici e catalizzatore e fornisce ingegnerie e impianti per la produzione di formaldeide da ossidazione catalitica del metanolo, viene rilevata dalla Fantoni di Osoppo Udine, leader nella realizzazione di mobili per ufficio. Lo comunica una nota relativa al bilancio 2023 della Fantoni. La Alder, titolare di una area portuale di 30.000 metri quadrati, fronte mare, attrezzata con terminal costiero per lo scarico e stoccaggio di prodotti chimici con una capacità di 20.000 tonnellate di giacenza, ha un fatturato di 32 milioni di euro. Il gruppo Fantoni, spiega la nota, chiude il 2023 con ricavi per 423 milioni di euro e un EBITDA del 18% e con l'acquisizione rafforza il controllo della propria catena di approvvigionamento, riducendo rischi dovuti a tensioni geopolitiche. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo variabile o nuvoloso, possibili deboli piogge sparse, locali rovesci e qualche isolato temporale più probabile nelle ore pomeridiane e serali nelle zone interne. Temperature minime in pianura fra 11 e 14 gradi, le massime fra 21 e 24, sulla costa minime fra 14 e 17, le massime fra 20 e 23 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.